L'area di Sant'Angelo Muxaro rappresenta un'area carsica molto importante, una tra le più importanti della Sicilia e comunque del bacino del Mediterraneo. All'interno dell'area sono presenti diverse risorse, diverse emergenze. Oltre la ben conosciuta grotta di Sant'Angelo Muxaro, sede della riserva naturale, un'altra emergenza molto importante di grande valenza scientifica e naturalistica è rappresentata dal vallone Ponte. All'interno di questo si sviluppa un importante sistema carsico formato da grotte, da tratti di valli strette, tratti di canyon, rappresenta un'emergenza naturalistica molto importante da un punto di vista scientifico e da un punto di vista didattico sicuramente. Pertanto rappresenta anche una emergenza da dover tutelare e poter fruire con consapevolezza comunque. Oggi a Sant'Angelo Muxaro con l'Ordine dei Geologi, l'Associazione dei Geologi e la Consulta dei Geologi abbiamo potuto partecipare a questa giornata di studi sul karsismo. In particolar modo sul karsismo della zona gessosa. Sant'Angelo Muxaro, già attenzionata negli anni precedenti per giornate di questo tipo, mette a disposizione quello che è il suo territorio, le peculiarità del territorio che vanno da aspetti di natura geologica e speleologica a quelli di natura paesaggistica, naturalistica e anche archeologica. Oggi l'approfondimento è stato di notevole interesse in quanto ha un patrimonio già assolutamente conosciuto come quello della grotta di Sant'Angelo Muxaro. Si è associato un elemento fra virgolette nuovo, ovvero sia quella delle peculiarità legate al vallone del Ponte. Alla base della fruizione, fra virgolette, del lancio turistico per situazioni di questo tipo sta la conoscenza. Oggi l'approfondimento è legato proprio a un accrescimento della conoscenza su questo vallone, su queste peculiarità di natura appunto geologica, ma non solo, anche naturalistica, paesaggistica, florofaunistica, che permetteranno sicuramente un domani al territorio di Sant'Angelo Muxaro di aumentare il proprio bagaglio culturale e di offerta turistica naturalistica. Bene, grazie all'ente gestore della grotta di Sant'Angelo Muxaro che ha organizzato questo importante convegno dove sono state evidenziate interessi diciamo, naturalistici e geologici di notevole importanza, di cui già conoscevamo ma che il grande pubblico spero che riesca a conoscere meglio. L'amministrazione comunale, sempre attenta e vicina a queste problematiche, tende giornalmente di cercare non solo di far conoscere ma di risolvere i problemi che ci sono legati alla sicurezza e principalmente alla tutela. Su questo particolare aspetto ritengo che bisogna andare avanti principalmente per la tutela del vallone del Ponte a cui noi crediamo e che ci faremo sicuramente carico di questa problematica. Grazie a tutti e grazie di nuovo al direttore del Legambiente Marco Interlandi e a tutta la sua equipe, alla dottoressa Giuliana Madonia dell'Università di Palermo e all'Associazione dei Geologi di Agrigento.